Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo la nostra scalata al milione col gambetto Budapest. Gambetto Budapest. E allora noi andiamo di cattiveria, cattiveria assoluta, cattiveria infinita, in codesto modo. Scacchiamo, sì. Scacchiamo, è più aggressiva, rocchiamo subito, creiamo subito problemi al nostro avversario. Subito, subito. Posso anche spingere. Però poi donna C2. Aspetta, prima di fare i cattivoni, arrocchiamo definitivamente. Ok, la nostra strategia si sta delineando. Potrei pensare subito, vabbè, intanto giochiamo D6, ora probabilmente il mio gioco sarà sulla spinta del pedone in F5, in F5. Prima però ci facciamo cavallo C5, ci prendiamo una buona posizione per questo cavallo e mi aspetto un donna C2 per difendere qui, A5 per evitare spinte di B4 che rompino le scatole. Così teniamo un po' tutto sotto controllo, mi aspetto a 3, potrò spingere ancora di più. Ok, quell'alfiere lì non mi crea problemi per il momento. Fra poco invece te lo dovrò eliminare perché devo spingere F5. Quindi facciamoci ora questa manovra bellissima, sembra essere molto interessante. E poi sì, ti cambio gli alfieri così la spinta F5 diventa più interessante. Adesso però c'hai un altro problema, che è quello che stai per perdere un pezzo. Quindi cosa devi fare? Devi tornare indietro col cavallo per difendere qui. C'è donna G5 con idea di matto e sacrificio su H3. Quanta cattiveria in questo gambetto. Aspetta. Ok, sì, penso che sia corretta. Donna G5 sia corretta. Ok, sì, non c'ho molte cose su questo. C'era questo, non ho visto che era protetto. Cazzarola, ho sbagliato. Uscita troppo prematura di donna. Però vabbè, c'ho questa, donna G6 e minaccio sempre la prossima questa. Questa non era corretta. Meno male che non l'ha vista. Guadagniamo un pedoncino che non fa mai male. Ok, posso scaccarti ancora ed entrare con l'alfiere qui. Però prima ti cambio, dipende dove vai, se vai in H1, ok, vengo qui con l'alfiere, vengo qui con l'alfiere, cavallo qui, non posso più darti scacco, quindi devo prima cambiarti. Tu andrai col cavallo e ti libero la torre. Attenzione, situazione delicata, molto delicata, tac. Situazione delicatissima, come direbbe Christian De Sica. Però attenzione che c'è uno tac, scacco e questo già mi interessa molto di più, per esempio. Questa è carina. Questa credo sia carina e credo sia anche giusta. A meno che io non faccio tac, però mi sa che non lo so, credo sia più carina questa qui, dai, fatemela fare, poi al massimo mi sbaglio. Tac, scacco. No, dai, credo sia giusta. Al massimo perdo un cavallo, perdo la partita. Se ho sbagliato i calcoli, perdo la partita. Cosa vuoi che sia? Donna qui adesso. Giusto? Donna qui. E adesso c'ho un po' varie cose, entrate, cose varie, il cavallo potentissimo. Ok, niente, ho perso la partita. Come non detto, ho solamente perso la partita. Maledizione. Perché c'era di meglio. Ok, adesso dobbiamo solo cercare di non perdere per il tempo.
Questo è una cosa che, insomma, se non perdiamo per il tempo, onestamente sarei abbastanza felice. Ora, non è che chiedo la luna, chiedo solo di non perdere per il tempo. Ah, F5 sta arrivando, ragazzi. F5, è proprio lì che me la chiama. Cosa vuoi fare con questa torre? Vuoi raddoppiare le torri, ma c'è H6 che mi salva? Aspetto un raddoppio di torri, ma H6 è bella, bella solida. Qui c'ho sempre attacchi di scoperta sul cavallo. Anzi, la dovrei fare prima possibile questa. Questa la devo fare il prima possibile però, in effetti. E la faccio adesso. La faccio adesso. Ok, ok, perché su questa cavallo qui mi rompe un po' le scatole. Vabbè, facciamolo. Donna qui. Ok, va bene. Questa è di default. Mi aspetto un donna qui, cambio le donne. E poi con 50 secondi dovrei cercare di vincere il finale, ma la vedo abbastanza difficile come manovra. Qui c'è un cane che abbaia in modo compulsivo. Spero che non si senta. Ok, spingo, catturo, va. Ok, questa si può fare o questa? Cazzarola, ragazzi, cazzarola, poco tempo, mi devo dare una mossa, anche importante. C'è questa. Vabbè, questa, via, andata. Scelto e ormai ho scelto, non si può fare nient'altro. Non si può fare nient'altro ormai. Le navi sono partite, come diceva Cristoforo Colombo o Benignin, non ci resta che piangere. Madonna, raga. Madonna, che complicated questa partita. Adesso mi aspetto un bel raddoppino di torri. Un bel raddoppino, non fa mai male. G4, beh, cambio ovviamente. 19 secondi per perdere la partita. 19, solo 19 ragazzi, solo 19 secondi. 19 secondi per perdere la partita, ma c'è lo scacco. Stavo andando con la donna, ma se c'è lo scacco. Se c'è lo scacco, ma ti pare che io debba andare... Ti pare che io debba andare in questa maniera così? Ma no. Ok, sono pronto a sacrificare torri. Sono prontissimo. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Se. No, cazzarola con la donna devo andare. Questa è andata. Questa è abbastanza andata. È abbastanza andata perché abbiamo solo pochi secondi. Pochi secondi per portare a termine una partita. Premove, facciamo un po' di premove casuali. Premove casuali, totalmente casuali, totalmente casuali. Niente. Ma dai, non si può giocare così, raga, non si può, non si può, non si può. Non si può, dai, ma che roba è? Sto tempo infame, sto tempo infame. No, 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 non ci sto. E allora no, io non ci sto. Perché qui è 5 minuti più 5, non vuole giocare nessuno. E qui stiamo perdendo in modo incredibile. Non va mica bene, non va mica bene. E oggi ti apro così. D5. E oggi faccio il cattivone. Ho deciso che oggi farò il cattivone. Non mi ricordo come si chiama questa apertura, ma la utilizzavo tanti anni fa. È infame, eh? È infame perché... Esatto, proprio quello che stavo per dire. Proprio quello che stavo per dire. Adesso la cattura qui forse non è la mossa migliore. O forse sì. Non mi ricordo mai come si gioca correttamente. Forse c'è cavallo qui. Forse c'è prima cavallo qui.
L'idea è fare pressione a bomba su questo in modo tale che se ne va e si cattura lì. Adesso forse c'è questa. Anzi, c'è prima questa. Così si ritrova i due pedoni qui. E poi c'è questa che anche rompe le scatole. C'è tanta pressione. Questa è infame, ragazzi. È tanto infame. Adesso lui c'ha la donna un po' sovraccarica. Dovrebbe andare in D7 per tenere tutto. Ma è comunque un bel casino. È infame questa è molto infame. Ok, vado qui. Sono più felice di andare qui, onestamente. Tac, tac. Adesso metterà il cavallo in D7 e perderà anche questo pedone. Forse conviene che lo perda però col cavallo, così poi c'ho questa. Così poi c'ho questa. Se i miei calcoli non sbagliano, tanto qui a furia di sbagliare calcoli perdiamo partite come se non ci fosse un domani. C'è niente da ridere, 1600 si allontana sempre di più. Ok, e ora c'è lo scacco qui. C'è alfiere di 6, c'era, però potevi fare, amico. C'era alfiere di 6, perché non l'hai fatta? Adesso scacco, perdi il re, perdi anche la torre. Eh sì, perdi un sacco di robe, perdi torre, perdi cavallo, insomma è un casino. È un casino. Vabbè, va bene, va bene. Sono un po' in ritardo di sviluppo. L'unico neo è questo. Adesso devo giocare questa che è carina. E sono in ritardo di sviluppo, ragazzi. Tac, tac, tac. L'unica per cercare di... Perché poi adesso appena fa questa, praticamente la vedo buia. Sono in ritardissimo di sviluppo, ragazzi. Potrei pagarla cara. Potrei pagarla veramente tanto cara. Quindi potrei anche darti il cavallo, sai? Te lo potrei anche dare. Per uno sviluppo più migliore. Esattamente. Esattamente, proprio quello che intendevo dire. Cavallo. E il cavallo mi piace perché almeno può aiutare qui. E se mi catturi il cavallo, c'ho l'alfiere che mi aiuta a sorreggere. Oh, bene, questa è la posizione che volevo sentirmi dire. Adesso la donna è libera di andarsene perché questo cavallo è protetto dall'alfiere e quindi posso dare un po' di scacchi, robe varie, essere un cattivo ragazzo, posso fare tante cose. Intanto riportiamo la donna a casa come Marlena. Così Marlena torna a casa. No, devo catturare il pedone però. Era la mossa corretta, catturare il pedone. Va bene, ormai ho deciso che quel cavallo te lo regalo e te lo regalo. Io sono un uomo di parola, non mi piace a me dire le cose, poi è così. Se ti ho detto che te lo regalo, te lo dico, te lo dico. Ok, tac, mi aspetto un G3. Poi c'è questa minaccia, ma va bene, te la faccio fare, non è un problema. Non è un problema. Scacchizzo. Scacchizzo, se mette davanti qualcuno che sia cavallo eccetera vado di questa mossa. Ok, 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 ok. Adesso devo solo cercare di... Mamma mia, che non mi piace la mia posizione. Ti giuro, vorrei essere il nero. In questo momento vorrei essere il nero. Perché almeno il nero c'ha qualcosa da fare. Io non c'ho niente da fare. Cioè, non c'ho niente da fare. Non c'ho niente da fare. Grazie. Grazie per questi scacchi. Devo togliere il mio cavallo che andrà in una posizione totalmente inutile. Ho paura che perdo anche questa per il tempo. Chissà perché ho questo sentore. Ok, facciamo così ti minaccio la torre. E poi c'ho solamente due pezzi che non stanno giocando, ma per il resto sono in vantaggio. Per il resto tutto a posto. Ok.
Ok, ok, ok. Questa mossa l'hai fatta perché? Why? Tell me why. Ok, creiamo un po' di buchi. Ti giuro, non ho capito il motivo di questa mossa, ma penso che presto lo scoprirò. Penso che presto veramente lo scoprirò. A mie spese. Finalmente questo alfiere riesce a avere una casa dove andare, ed è proprio quella. Proprio questa dove inchiodiamo un po' di robe e ti cambio anche il cavallo. Poi ho scacchi di scoperta, col cavallo che si toglie, scacco sul re. Ok, questa era la mossa che bisognava fare adesso. Però, 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 c'è questa. Non c'è questa. Vabbè dai, mi sono rotto le balls. Ritiriamoci. Ritiriamoci. Adesso c'è questa però da parte sua. Che partita giocata tutta in difesa. Ma si può giocare così una partita, ragazzi? Cioè, dovrebbe essere illegale giocare così. Pre-move di pedone su alfiere. Il mio re è stra scoperto. Esatto. Ok, devo solo andare in vantaggio devo solo cambiare le donne. Ecco, questo è quello che devo fare. Cani continuano ad abbaiare. Cani, fate i bravi. Che stiamo giocando una partita che siamo già sotto di tempo. Abbastanza. Potrei darti anche questo pezzo qui, te lo do proprio tranquillamente. Proprio tranquillo. Tranquillo. Per uno scacco e un minimo di iniziativa, perché sta partita sta veramente prendendo brutte sembianze. Se va qui c'ho un doppio e catturo l'alfiere, deve andare lì, benissimo. Benissimo. E adesso possiamo... c'è questa. Quindi dobbiamo impedirla in codesto modo. Quindi, meno male che non l'ha vista. Scacco e la prossima perdi la donna. Ragazzi, ce la siamo cavata, ma che pro, che pro, che pro. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Vuoi la rivincita? Facciamola 3 l'ultima. L'ultima voglio essere cattivo. L'ultima voglio chiuderla con cattiveria a 3 minuti. Madonna, ragazzi, non si può giocare così, non si può, non si puede giocare a così. Ok, sei costretto a darmi l'alfiere. Non sei costretto a darmi l'alfiere? Tu ne sei proprio convinto? Ormai ragazzi, sapete come si gioca in questa posizione. Spingo. Facciamo così. Ragazzi, qui cani, siamo in un canile in realtà, non siamo, non siamo a casa mia, siamo in un canile. Ok, iniziamo a fare un po' di bella pressione. E la Madonna, ne conosci una più del diavolo. Ma questo ragazzo è veramente un portento. E allora facciamo così, che dici? Che dici di questa mossa? A me piace. Catturi il cavallo, ti catturo l'alfiere. Ok, e adesso mi piacerebbe una cosa di questo tipo. Così, però prima fatemi arroccare, dai. Lasciatemi arroccare, perché adesso tanto tu vai col cavallo qui. Quindi vuoi fare un po' il farabutto della situazione. Ah, tra l'altro, che stupido. Che stupido, c'ho il cavallo sotto tiro. E io che facevo i calcoli stratosferici. I calcoli stratosferici sono sotto di 1 minuto. Quindi sì, questa la ripropongo. Questa mossa qui la ripropongo. La voglio riproporre, ma credo sempre che arroccherò prima.
Prima di attaccare in codesto modo, mi sa che arroccherò prima. Tutta questa debolezza su queste case scure, prima o poi, prima o poi la pagherà cara. Ok, penso che il mio avversario lascerà scorrere il tempo in maniera totalmente... Ah no, adesso però c'ho questa. C'ho questa che mi dà un po' di controgioco. Tu c'hai questa. Forse ho più semplicemente questa. Sì, credo che questa sia buona. Credo che questa sia buona, ma sai che non ho fretta. Non ho fretta di fare le mosse buone, perché prima arrocco. Adesso vuoi fare questo giochino qui della vedi che la devo giocare prima quell'alfiere lì. Che pirla. Che pirla. E va bene, va bene, va bene. E invece devo giocarla prima. È andata Cristian, non puoi più giocarla, ti devi rassegnare, fatti una ragione, perderai questa partita. Marlena, così Marlena torna a casa. Che il freddo qua si fa sentire. Ok, apriamo le linee, ragazzi. Il re al centro, bisogna aprire tutto il possibile. Credo che sia più utile qui l'alfiere. Ok, stiamo per perdere per il tempo, neanche ce ne rendiamo conto. Sono pronto al sacrificio, assolutamente, assolutamente. Assolutamente prontissimo al sacrificio. Abbiamo capito che al mio avversario non piacciono i sacrifici. Se non ti piacciono i sacrifici, però... Ok, 14 secondi. Solamente 14 secondi, ragazzi, per portarsi a casa una partita improponibile. Una partita improponibile. Ok. Ah, che scemo, potevo venire qui. Va bene, c'è sempre tempo, ragazzi. C'è sempre tempo. Per fare le cose fatte bene, c'è sempre tempo. Ok, penso che ora mi devi dare la donna con matto alla prossima. Ragazzi, mamma mia, ma che razza di partite vi sto sottoponendo? Va bene, ci fermiamo qui che siamo stanchi. Ci vediamo alla prossima. I 1600 sono sempre più lontani. Spero che comunque vi siate divertiti. Dai, anch'io mi sono divertito. Alla prossima, ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!